Allora, Alberto Gonzalez, un pareggio con il Padule, siamo ancora primi in classifica insieme. Sì. Che giornata è stata per te e per la squadra, Alberto? Per me è interessante, ho giocato abbastanza bene. La squadra invece, prima partita abbiamo lasciato un po' di punti sulle basi, questo ci ha portato a tenere fermo il gioco, lasciare il vantaggio a loro un po'. È sembrato un po', Alberto, che la questione del piano di battuta insomma fosse ancora un po' da mettere a posto, Sì, le cose, no? sì. Cioè avere piano vuol dire avere un'idea, ecco, questo può essere anche il caso di gara 2, ricordiamo i punteggi 7-6 in gara 1 per il Padule, 2-0 per il Rovigo in una partita stretta a gara 2. È stato sì, in battuta abbiamo concluso poco, loro molto di più nella prima in particolare, e comunque nella seconda ci siamo rifatti e nonostante 6 inning rimasti sul 0-0 abbiamo recuperato, abbiamo preso la partita. Presentaci il tuo compagno di squadra, chi ci presenti? Ale Frigato. Ale Frigato, eccoci qua Ale. Insomma, Alessandro Frigato, buonasera. oggi sei stato schierato all'esterno, un po' al destro, un po' al sinistro. Che giornata è stata per te, insomma? Forse il cuore centrale del line-up. Oggi, Solo Saul ha dato un pochino oggi in vita. generale come squadra contento, è stata una bella partita, però più personalmente ho dato un po' meno in battuta, però ci si lavora e si Quindi recupera. dovrei pagare Sì. qualcosa, cioè qual è la cosa? Beh, si sa che Una cassina ci sta. una cassina di birra magari Vabbè. per la squadra. La birra analcolica, dobbiamo dire, Analcolica. ufficialmente in intervista. Giusto. Beh, chi ci presenti qua? Invece qua alla mia sinistra vi presento il nostro catcher della prima partita, Nicolò Schibola. Ciao a tutti. Dimagrito, Ale. Dimagrito un bel po'. No, che giornata è stata? Soprattutto che Enrico Crepaldi, hai visto, ricordiamo un grandissimo Paolo Pietrogrande in gara 2, Esatto. il rilievo altrettanto ottimo due di partite Lorenzo De dominate Marchi, dai 17 lanciatori. anni. Sì. State due partite dominate dai lanciatori. Purtroppo Enrico ha avuto i primi due inning un po' allenanti e hanno rovinato un po' la prima partita. Siamo andati un po' sotto verso la fine, però non ce l'abbiamo fatta. Invece la seconda c'è stato un bel duello tra loro, con il loro Mancino e il nostro Paolo Pietrogrande, e alla fine abbiamo vinto 2-0. Adesso ci sono due situazioni, o arriviamo allo scontro di Sesto Fiorentino ancora a pari dove ci giochiamo, oppure da qui in avanti bisogna stare attenti a non perdere terreno, no? Dobbiamo giocare ogni domenica al massimo contro tutte le altre squadre e poi giocarci alla fine contro di loro ancora là a ritorno.